abbiamo deciso di dare questo segnale di vicinanza di tutta la città sospendendo le attività del carnevale. Interrompere il carnevale cittadino per la durata delle esequie. È così che la comunità di Castelfranco voleva dimostrare vicinanza e affetto per la morte del piccolo Leonardo Cuccurullu, stroncato dalla meningite a soli 2 anni. Volontà che Papa Omar ha esortato a cambiare. Saranno solo pochi minuti di silenzio in città nel momento dell'entrata del feretro. La data scelta per il funerale, martedì grasso, è stata decisa proprio perché l'ultimo saluto sia un momento di gioia. L'ultima promessa di Papa Omar e mamma Anna, quella di portare Leonardo alla sfilata di carnevale vestito in maschera, e sarà proprio con il costume che il piccolo sarà sepolto. Una volontà condivisa anche con la sorellina Beatrice, a cui a soli 8 mesi è stato raccontato tutto. Il cielo ha accolto un altro angelo, così si legge nell'epigrafe. Leonardo sorridente, proprio come poche ore prima che sopraggiungesse la febbre, temperatura che non scende e il piccolo poi che perde conoscenza. Disperata, la corsa all'ospedale, il trasferimento a Padova, la diagnosi, meningite da pneumococco, infezione grave e rara, ma l'assessore rassicura. Noi mandiamo un messaggio importante che è quello di non preoccuparsi perché non si tratta di un virus, bensì si tratta di un batterio, un pneumococco che è presente nel nasino di questi bambini, può essere presente e che nel caso di Leonardo ha avuto proprio questo esito infausto. E in corso di accertamento, noi abbiamo sentito le autorità sanitarie immediatamente avuta la notizia venerdì e loro ci hanno rassicurato in tal senso, per cui nessuna profilassi è necessaria. Il piccolo Leonardo frequentava l'asilo nido comunale La Tana del Lupo, era dei grandi e ora i suoi compagni chiedono dove sia il loro amico. Noi dobbiamo assolutamente prenderci cura prima di quelli che si occupano dei bambini, quindi i genitori e gli educatori, con un supporto psicologico. I suoi compagni sicuramente sentiranno la mancanza, si chiedono dove è Leonardo in questo momento e sarà nostra cura dare un supporto anche a loro. Il funerale sarà celebrato domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Castelfranco.